Dal Pala Neolù di Mantova, buonasera da Lucio Micheli e Massimo Ronconi. Nell'anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 di fronte Caos Mantova e Real Rieti. Due formazioni che arrivano a questo confronto con stati d'animo completamente contrapposti, in quanto Mantova arriva qui da 4 sconfitte consecutive, invece il Rieti è in serie positiva da 6 turni, 5 vittorie e un pareggio. Ultima sconfitta con il Pesaro fuori casa 6-2. Cosa significa? Significa che il campionato del Mantova anche all'andata ha fatto un po' la stessa cosa. Mantova all'inizio affronta tutte le grandi, poi nella seconda parte del girone di ritorno affronterà le squadre che stanno sotto in classifica. È una squadra ostica, secondo me. Il Mantova è uscita dalle 8 pretendenti ai playoff scudetto e quindi cercherà di fare risultato oggi contro un Rieti che sta in una forma incredibile e sarà difficile. E vedremo se sarà così. Tra l'altro possiamo dire che stasera c'è l'esordio di Bocao che arriva tra l'altro dal campionato iraniano, ce l'ha detto poco fa, è andato via dal campionato nostro nazionale, esperienza in Iran, adesso è di nuovo qui nelle file del Mantova. Bocao ha vinto 2 anni fa lo scudetto con l'Acqua e Sapone, l'anno scorso ha fatto un grande campionato con la Feldi Eboli, quest'anno è andato a giocare in Iran, adesso è tornato, un buonissimo acquisto per il Mantova che ritrova anche i 3 squalificati dell'ultimo turno, per cui darà filo da torcere. Per cui sarà una partita tutta da vivere, sicuramente molto equilibrata. Subito le formazioni a questo punto, mentre stanno entrando le squadre in campo, le formazioni a partire dagli ospiti sempre del Rieti. Vedete il quintetto con Tondi, Rafinha, Rafael, Jelocic e Fortino, e questo è la squadra, gli ospiti del Real Rieti. Risponde invece il Caos Mantova con ricordi Bocao, abbiamo detto dall'esordio, Dimas, Leleco e Cabessa. 300 gli spettatori presenti qui, un grande cuore bianco-rosso per il Caos Mantova, i colori sociali sono quelli, quindi vedremo Mantova in campo con una maglia bianca e numerazione rossa. Dall'altra parte i colori sociali del Real Rieti, quelli storici, sono l'amaranto celeste, come del resto anche la squadra di calcio. Sì, rientra Fortino che era squalificato l'ultima giornata, un Rieti che era partito fortissimo contro il Genova, era 7-2, poi ha sofferto perché in un minuto ha subito 3 gol, è andato 7-5, ha un po' sofferto nel finale, e dobbiamo anche dire che c'è Tondi che ha qualche linea di febbre, giocherà uguale in porta col Rieti. Vediamo le formazioni al completo, le formazioni delle due squadre, quindi andiamo a vedere, completano la rosa: Chitola, Micheletto, Carletti, Bueno, Parrel, Di Guida, Matteus, Poletto e Fontaniello. Dall'altra parte Real Rieti con Guadagnoli, Romano, e poi De Michelis, Titon, De Luca, Pandolfi e Relandini. E questa era la formazione completa. Arbitrerà Rocco Morabito della sezione di Vercelli con Dario Pezzuto di Lecce. Subito una rettifica: la settimana scorsa, prima della partita, durante la partita tra Petrarca Padova e Acqua e Sapone, abbiamo detto che sarebbe stato un record assoluto dell'Acqua e Sapone, le 8 vittorie consecutive. Non era così, perché nel passato c'era riuscito qualcun altro, nello specifico Antonio Ricci. Adesso però nel frattempo l'Acqua e Sapone è arrivata alle 9 vittorie consecutive e so che c'è un record, quello dei 13 successi. A chi appartiene? Alla Roma nel 2003, Roma Calcio a 5, 13 vittorie consecutive. E c'entri qualcosa? Beh, c'entravo, stavo seduto sulla panchina. Ecco, questo per curiosità per chi è a casa e segue il calcio a 5. Subito invece le condoglianze per la famiglia di Antonio Capuozzo, che è morto in settimana, l'ex portiere del Pescara, dell'Acqua e Sapone. 3 presenze in nazionale, morto giovanissimo. C'è un'iniziativa, tra l'altro tra poco vedremo anche il minuto di raccoglimento, un'iniziativa del mondo del calcio a 5 per essere vicini appunto alla famiglia di Capuozzo. Il giocatore che non c'è più lascia la moglie e 2 figli. Il minuto di raccoglimento. Gli applausi del Pala Neolù, l'emozione per la scomparsa di Antonio Capuozzo. 3 presenze tra l'altro anche in nazionale, l'abbiamo detto, e io ripeterei ancora di questa iniziativa da parte di tutto il mondo del calcio a 5. Chi vuole può aiutare la famiglia Capuozzo. Tra l'altro c'è anche un problema perché uno dei 2 figli ha anche delle problematiche particolari, quindi
sappiamo che si sta muovendo tutto il mondo della Serie A e non solo. Sì, ricordiamo che è direttamente alla famiglia per evitare poi solite storie, diciamo che quando ci sono soldi che vanno in giro non si sa mai dove finiscono, qui vanno direttamente alla famiglia, per cui se qualcuno vuole aiutare può farlo direttamente con la famiglia. Tutto pronto, inizio al confronto, la prima circolazione affidata al Real Rieti che con questa maglia viola, pantalone nero, Mantova con la sua casacca che è biancorossa. La prima circolazione di palla da parte dei padroni di casa che cercano la profondità, alla ricerca di Dimas in posizione di pivot. Riparte invece il Real Rieti, abbiamo visto già Fortino scaricare. Ancora in possesso il Real che attacca la corsia destra, anche se adesso andiamo a seguire Dimas alla sua conclusione, alla prima vera conclusione del Mantova. C'è già il vantaggio dei padroni di casa, trascorsi appena 27 secondi di gioco. Caos Mantova 1, Real Rieti 0. Sei stato facile profeta, l'avevi detto, sarebbe stato un confronto particolarmente equilibrato e il Mantova non andava sottovalutato, tutt'altro. Guarda, qui c'è stato un grandissimo anticipo di Bocao che poi si è defilato sulla sinistra e poi con l'esterno destro ha cambiato il campo, ci è arrivato Dimas, dribbling e poi puntata, Tondi non ha potuto far nulla. Vantaggio del Mantova che può essere importante tatticamente. Eh sì, perché adesso il Real Rieti deve cambiare completamente tattica. È vero che il confronto è appena iniziato, ma adesso devono cercare la profondità, devono attaccare di più la porta avversaria. Seguiamo allora Fortino con la prima conclusione sventata in angolo. Quindi la reazione del Real Rieti affidata a chi, se non a lui, a Fortino, capocannoniere della Serie A. Qui in ritardo la difesa che lascia lo spazio a Fortino anche grazie a un blocco. Eccolo Fortino, anticipato da Dimas, riparte Caos Mantova. Fortino bravo, il capitano del Real Rieti, a mettere in fallo laterale. Qui si arrabbia con i suoi Dino Milella perché aveva visto una possibile controffensiva rapida. Io dico che questa è una partita bellissima perché ci sono due pivot fortissimi, da una parte Cabeza che è un giocatore che sta veramente ha fatto un giro d'andata fantastico, e Fortino che è il capocannoniere del campionato, per cui ci divertiremo sicuramente con la profondità in campo. Leleco, ancora Caos Mantova che prova a rendersi pericoloso in avanti. Qui abbiamo visto una sorta di doppio pivot. Adesso Leleco non sfonda, Leleco però protegge molto bene e poi lo scarico all'indietro. Sono minuti che ci dicono di una supremazia netta da parte dei padroni di casa, sono molto pericolosi. E qui vediamo che non arriva lo scarico all'indietro di Cabeza ben fermato da parte dei giocatori del Real Rieti. Poi alla fine Leleco mette il pallone fuori, si scusa anche nei confronti del pubblico perché c'entra involontariamente uno spettatore. Fantastico, qui duelli Rafinha, Cabeza da una parte e Bocao e Fortino dall'altra. E allora seguiamo Rafael alla rimessa davanti alla nostra postazione, inquadrato Milella. Real Rieti prova con questa iniziativa, poteva andare alla conclusione, non riesce in un soffio Jelocic, uno dei giganti sul parquet. Jelocic che è alto 1,91 m. In un mondo tra l'altro di normolinei quantomeno. Fortino guadagna un buon calcio piazzato da posizione interessante mentre arrivano i suggerimenti di Jeff sulla panchina del Rieti per i suoi giocatori. Sì, benissimo, il Rieti riesce sempre a dare palla al pivot con la corta oppure direttamente sul pivot. Fortino è bravo a difendersi da Bocao, in questa circostanza è costretto al fallo il giocatore del Caos Mantova. Seguiamo il Real Rieti, la rincorsa di Rafinha, vedremo se sarà lui con la maglia numero 27 a provare direttamente o se invece sarà uno schema per il Real. La battuta di Rafinha subito, la respinta ottima da parte di Ricordi, può ripartire il Mantova. Eccolo, una sorta di 3 contro 2, Cabeza, palla centrale, chiusura di Fortino. Fortino sta giocando a tutto campo. Ma deve farlo, è necessario, perché è bravo il Mantova a chiudersi e a ripartire in transizione offensiva come ha fatto in questo momento. Cabeza ha tentato l'assist in mezzo. Nuova battuta, ottima l'iniziativa anche se non c'è la precisione da parte di Dimas.
riparte Re Arrieti. Seguiamo Rafael mentre chiede pressione Milella dalla panchina del Caos Mantova. La rimessa del Real. Chiede pressione perché non vuol far arrivare la palla al pivot, in questo caso il Fortino la riceve da fuori, che è molto meno pericolosa. Lo scarico di Rafael, c'è Rafinha. Seguiamo ancora Re Arrieti che va alla conclusione. La conclusione interessante è quella di Jelocic, ma sempre attento, ricordi tra i pali. Deve stare attento il Mantova perché c'è sempre Rafinha che va a fare il blocchetto per liberare Jelocic alla conclusione. La reazione adesso c'è da parte del Re Arrieti, seguiamola. Attenzione a Jelocic, ancora la profondità. Pallone poi messo fuori, primi sostituzioni, primi cambi. Poletto e Parrell in campo nel Caos Mantova. Poletto va a fare il pivot mentre Parrell, vedete, all'impostazione bassa per i giocatori biancorossi. Controllo di Fortino in anticipo su Parrell, cambia gioco, si va avanti ancora con il Re Arrieti pericoloso centralmente. Seguiamola questa iniziativa perché lo scarico buono per mettere in movimento Jelocic da parte di Rafael. Ha già ripartito il Caos Mantova. Seguiamo Poletto, palla sul sinistro, murato da Rafinha, e allora c'è una grande opportunità. Avete visto come ha accarezzato la traversa Rafael, vicinissimo all'1-1. Ma che partita meravigliosa, c'è grandissima qualità nelle due squadre. Abbiamo visto già prima una giocata di Dimas favolosa e poi qui la ripartenza questa volta del Rieti. Ha avuto troppa fretta secondo me Rafael. Sarà una partita probabilmente nella quale potremo gustare diversi gol, perché sono partite fortissime, due formazioni, e mi sembra di poter dire che il tatticismo è messo da una parte. Seguiamo ancora Fortino Murato. Bocao bravo, ha aspettato l'attimo in cui caricasse il tiro Fortino per murarlo, bravo. Cambi, tanti cambi, è entrato in altri due pezzi da 90 in casa Rieti, perché sono entrati Ramon e De Luca. E quindi Guida con la maglia numero 14. E seguiamolo allora. C'è anche Bocao che sta giocando da marcatore dietro su Fortino. Riparte il Caos. Seguiamo Parrell, palla in avanti, non trova Di Guida. Ramon allarga il gioco, De Luca pronto, scarico per Rafael, ancora Rafael e Ramon. Chiuso però il Real Rieti, non ci sono spazi. Molto bravo Di Guida, arrivano anche gli applausi per lui da parte di Milella, evidentemente soddisfatto del Caos di questi primi minuti. Parrell, palla sul destro, l'uscita vincente da parte di Tondi che salva, però ancora una volta pericoloso Caos Mantova. Vedete con quale facilità arrivano sotto porta. Indeciso qui Massimo De Luca, si fa sorprendere da Parrell che poi cerca la conclusione. Ancora una volée questa volta Di Guida, palla alta ancora una volta. 5 minuti quasi giocati nel corso del primo tempo. Ripetiamo che è l'anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Siamo a Mantova, Caos in vantaggio momentaneamente 1-0 sul Real Rieti, che avete visto poco fa alla conclusione con Ramon. Sempre attento il portiere di casa. Seguiamo nuovamente la ripetizione, il replay. Ottimo il tiro, ma anche la parata non era facile. È una conclusione da lontano, anche se molto forte. Pallone messo fuori da Poletto. Sembra molto concentrato il Mantova, è partito bene, come è partito bene anche Rieti, è una partita fantastica da gustare. E seguiamo allora la ripartenza da parte del Caos. Parrell addomestica il pallone, Bocao gestisce, palla per Poletto, si combatte a tutto campo. Qui rischiamo perché il pallone è vicino alla nostra postazione. È partito Di Guida lo scarico verso Parrell. Bocao arriva, ma Parrell fa da solo e guadagna l'angolo da sinistra. Bellissimo, guarda, stanno divertendo il pubblico. Io mi sto divertendo molto, una partita bellissima. Parrell prova la conclusione, qui Tondi poteva bloccare, attenzione la palla fuori. È una partita tutta da vivere.
molto equilibrata tra due formazioni che provano a superarsi. Ricordiamo che il Real arriva qui con una serie eccezionale perché è in gran forma. Ultima partita 7-5 in casa con Genova. Seguiamo proprio il Real, questo è De Luca, la conclusione. C'è ancora una volta sulla sua strada l'estremo difensore Ricordi che mette in angolo. Bravo Ricordi, soprattutto sulla prima conclusione di Ton che era stato trovato con un taglio centrale molto bene, poi anche su De Luca. Nuova conclusione potente da parte di Ramon. Ramon però non ha precisione nella sua conclusione. Cambio, adesso entra Chitola al posto di Bocao, che sarà maglia numero 6 Caos Mantova. Seguiamolo Chitola, proprio lui subito in avanti alla ricerca di Poletto, pallone troppo esterno. Poletto che è un giocatore che nella prima parte di stagione era con la Feldi Eboli e ha fatto molto bene, poi la Feldi Eboli ha deciso di cambiare, è andata su Franzini. Guardiamo Ramon, allarga il gioco, pronto Titon, grande anticipo, grande lettura da parte di Parrell che lo chiude. Riparte ancora Caos Mantova, profondità, bravo Ramon a chiudere sul Poletto. Riparte Titon, 1 contro 1 con Chitola, scarico all'indietro, Ramon pronto, sinistro, fuori. Calcia sempre bene, destro e sinistro, destro meglio sicuramente da molto lontano, però fino a questo momento Ricordi non si è fatto sorprendere. Certo sarà dura per loro giocare a questo ritmo per 40 minuti effettivi. E vedremo a questo punto quanto sarà importante la profondità della rosa, ovvero del roster. Vedremo quindi chi avrà la meglio. Certo, minimo vantaggio 1-0, già giocati 6 minuti e 17 secondi effettivi nel corso del primo tempo. Mantova 1, Rieti 0. Hanno 3 giocatori giovani molto bravi il Caos Mantova che ancora non sono stati utilizzati. Ottimo pallone in avanti per Poletto, poi non arriva un soffio su Parrella, può ripartire il Real Rieti, c'è Ramon in possesso. Dicevamo della serie, come si arriva qui a questa partita con il Real che arriva da 5 vittorie consecutive, 6 i risultati utili con il pareggio precedente, non perde dalla sconfitta appunto di Pesaro al 6-2, stiamo parlando di tanto tempo fa. Invece il Mantova dopo un ottimo avvio, 4 sconfitte consecutive, non vince dal 10-2 a Latina del 21 dicembre. Suggerimenti di Mirella sulla panchina del Caos Mantova. Vuole la squadra concentrata, ci sta riuscendo fino a questo momento, soprattutto sulle palle inattive sono molto reattivi i giocatori del Caos. Parrell è entrato ed è rimasto fisso sul parquet. Sì, ma Parrell io l'ho avuto, attenzione, con la Roma è un giocatore straordinario, quando accelera difficilmente è marcabile, e poi un giocatore piccolino di 1,60 m, ma molto reattivo e molto bravo tatticamente. 1,60 per 61. C'è anche Bueno che è un piccolino di 1,60 m, sempre Caos Mantova. Ma non ci giurerei, penso forse è un errore delle statistiche, perché Bueno lo conosco, è un giocatore piuttosto alto. No, piuttosto sarà sul 1,80 m penso. E tra l'altro è uno di quei giovani che dicevo. Andiamo a seguire però questa girata bella, tutta da vedere da parte di Quanco. Pallone fuori, ma andiamo a vedere, a riapprezzare anche il replay. Pallone in profondità per lui, vediamo, grazie alla nostra Edi Saia in regia. Intanto Titon prova ad attaccare Parrell. Parrell sa che cosa deve fare col pallone poi messo fuori. Pronto Poletto, arriva anche Chitola, i suggerimenti di Jeff che parla, è vicino a Kundari, ma è lui in questa fase a dare suggerimenti alla squadra. Questo è il possesso palla del Caos, poi la profondità, può ripartire il Real Rieti, lo fa con Ramon. Ora Parrella a chiudere qui, Titon, giocatore velocissimo che punta immediatamente alla porta, dà subito profondità al gioco, è un giocatore imprevedibile.
E seguiamo allora ancora Rearrieti, vediamo c'è Ramon sul pallone che poi viene consegnato. Rearrieti che può usufruire di un nuovo possesso palla alto. Andiamo a seguire l'azione, anche se noi la possiamo vedere solo in questa fase sul monitor in quanto siamo completamente coperti. Bravo di guida qui a chiudere su Titon. E seguiamo Ramon, angolo, palla centrale, poi il pareggio del Rearrieti, un pareggio che definisco molto importante in questa fase da parte di Titon. Un pareggio, dicevamo, molto importante perché dopo il vantaggio da parte dei padroni di casa arrivato quasi subito, questo pareggio di Titon rimette tutto in equilibrio e vedremo allora cosa cambierà, ma certo l'incontro sarà tutto da vivere fino all'ultimo istante. Se qui errore da parte della difesa, sicuramente Chitola è troppo largo in quella situazione, si fa sorprendere, bravo Titon a mettere. E qui è bravo anche il Rearrieti in fase difensiva a chiudere sull'attacco del Caos Mantova, che non si perde certo d'animo, attacca subito nuovamente. Questa è Chitola che cede all'Eleco, il capitano Parrelli. Giocatore a terra, è Cabessa, ma non c'è fallo. Riparte il Rearrieti, c'è superiorità numerica. Jelocic, l'errore di Jelocic su Ramon. Rientra Dimas, maglia numero 77 biancorossa. Autore del primo gol, giocatore tecnicamente fortissimo. E qui sono diversi. Vinto la Coppa Italia con la Lazio. Oggi sono tanti i giocatori fortissimi. Lo so, come ma questa è una partita interessante. Dal punto di vista tecnico ci sono tanti giocatori bravi. Ripeto, i tre giovani, li voglio pure sottolineare, Mateus, Micheletto e Bueno, che non hanno visto campo ancora, che sono secondo me veramente già giocatori e ottime promesse. E andiamo a seguire nuova circolazione di palla da parte del Rearrieti. Avete visto Ramon come si è disinteressato visivamente del pallone, era un no look in avanti, è lo stesso Ramon che chiama in avanti la squadra. Eccolo, profondità, non c'è l'intesa però, e quindi non arriva il pallone a Rafinha, riparte già il Caos Mantova, l'Eleco cede il pallone all'indietro, c'è Chitola ancora per l'Eleco, poi a terra il capitano, arriva il fischio da parte della direzione di gara, giusto, fallo piuttosto netto, punizione a favore del Caos Mantova. Nettissimo, l'abbiamo rivisto, lo prende sul piede, arriva in ritardo in questo caso Ramon, che lui sta giocando una gran partita. Ma sono diversi i giocatori oggi in questo fino adesso, non saprei a chi dare la palma del migliore in campo, perché davvero sono diversi i giocatori in palla. Tanto rientra Bocao e mi sembra anche una buona mossa, perché con Bocao dentro al campo probabilmente quel gol non sarebbe stato preso, c'è stato un errore di piazzamento da parte di Chitola. Intanto l'Eleco, profondità, e subito questo gesto atletico col pallone che però finisce abbondantemente lontano dai pali della porta avversaria. Abbiamo visto Cabessa con questa girata che non ha però inquadrato lo specchio della porta avversaria. Ramon, palla per Fortino, 2 su di lui, ancora Ramon di prima, pallone in avanti, guadagna la rimessa laterale Rearrieti. Vedete come Ramon proponga in velocità subito passaggi per i compagni. Sì, cercano subito Fortino, che però, come abbiamo detto, è ben marcato qui da Bocao, che vedi cerca di anticiparlo anche qui. Diciamo Fortino, attenzione a Ramon, arrivava a rimorchio Ramon pericolosamente in avanti. Che bella questa lotta a Bocao Fortino, fantastica. Stiamo rivedendo, ecco l'arrivo di Ramon anticipato di un soffio dall'Eleco, mentre è ripartito Dimas, fermato subito da Jelocic. Confronto tutto da vivere, ci avviciniamo alla metà della prima frazione di gioco, si rimane sull'1-1, i gol di Dimas, il vantaggio del Caos Mantova e poi il pareggio di Titon. 1-1, anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, Caos Mantova Rieti, 1-1 al momento. Jelocic, Ramon, attenzione alla possibile conclusione di Cabessa, palo esterno. Una fucilata, la palla radente, forse ha toccato anche la base del palo, no? È uscita ma di pochissimo. Uscita di poco, sembrava un palo esterno, invece è uscita di pochissimo. Questo è Cabessa
Ancora una altro volta giocatore molto interessante, classe 93. nasce tutto ancora una volta da un anticipo di Bocao che va a sporcare il pallone. Profondità, Fortino fa quel che può, la rimessa è del Caos Mantova. Bocao, Leleco, anticipato Dimas, bravo Rafinha, poi lo stesso Rafinha guadagna la rimessa laterale, provava Leleco ad andare a battere in velocità. Bravo anche Rafinha su Cabeza, sta giocando veramente una gran partita difensiva il capitano del Rieti. Tra l'altro molto tranquillo il numero 27, sta giocando una partita di gran livello in tranquillità, mentre invece c'è qualcun altro piuttosto nervoso e così arriva la munizione per Leleco. Fallo di mano, poi penso la munizione per proteste più che per il fallo di mano. Vediamo. Sì, un gesto che sicuramente non carino nei confronti della direzione di gara, vediamo, eccolo, no, non lo vediamo, ma sì, ma sembra che il braccio sia largo. sì, il fallo c'è, però la reazione che porta poi al giallo è successiva. Sì, bisogna vedere cosa ha detto probabilmente. Ramon lascia l'incombenza. Non è proprio lui che fa la battuta invece sull'esterno della rete. Era una finta quella di Jelocic, riparte o prova a farlo il Caos Mantova, nuovi cambi, c'è nuovamente Rafael in campo sul parquet per il Real Rieti. Stiamo rivedendo, intanto riparte il Real Rieti. Rafael, Fortino, non si intendono i due, Rafael dice va bene e Fortino invece dice dovevi subito scattare prima. Secondo me non ci sarebbe arrivato neanche col motorino. Qui chiede time out Pino Milella. E tra poco sentiremo allora le parole dell'allenatore del Caos Mantova, mentre vedete come siano costretti ad abbassarsi i giocatori di casa. Leleco, Bocao, ancora Leleco, non passa la guardia di Rafael, c'è la rimessa e fra poco ci sarà un time out che Milella affretta. Bocao, Leleco non arriva, riparte il Real Rieti. Momento difficile per Caos Mantova, adesso non ha più quella fluidità che avevamo visto nel corso dei primi 5 minuti. Time out, andiamo subito sulla panchina del Caos Mantova ad ascoltare le parole di Pino Milella. Ascoltatemi un attimo. Il gol che abbiamo preso non ci deve far perdere, stiamo andando bene, continuiamo così. Quando saliamo, però saliamo organizzati, prendiamo gli uomini, però gli diamo pressione, non stiamo a 3 metri. Questa situazione qui, ti è partito l'uomo, va bene Bocao, ti fermi per dare, però stiamo attenti, Se lui ti senti chiamare da dietro, subito con la coda dell'occhio, vedi l'altro uomo che ti attacchi. Va bene ragazzi, continuiamo, concentrati tutti quanti, la partita, stiamo dentro, forza, Beh, non potrebbe essere altrimenti, la partita è lunghissima, quindi certo che dobbiamo stare dentro, anzi qui può accadere di tutto. Sì, stanno dentro nel senso che è una partita aperta in cui non si vede la differenza di classifica. L'avevamo un po' detto perché, ripeto, i roster sono tutti e due roster fantastici. È chiaro che il Mantova soffre un po' perché ne utilizza di meno. Ripeto, ci sono 3 giovani che magari potrebbero fare la loro parte. Rieti ha una squadra fantastica, abbiamo detto 100 volte che insieme a Pesaro e a Questapone è la squadra più forte e bisogna vedremo, perché ricordare il campionato è anche la lungo. Game che sta facendo un campionato straordinario. Ma sì, ma infatti sono quelle 4 che poi sono andate via in classifica, poi la vedremo la classifica in corso d'opera, certamente, però quelle 4, Pesaro a 45, a Questapone 44, il Rieti a 41 e poi la Came che è la 4ª in classifica, stanno davvero facendo un campionato a parte, almeno fin qui. Mantova invece si è fermato adesso a 26 punti e non in classifica attualmente, però aveva iniziato in maniera eccellente la squadra di casa il campionato, poi ha avuto questa fase diciamo un po' opaca, adesso vedremo se riuscirà a ritornare brillante come in avvio di campionato. Intanto Real Rieti, Jelocic, Rafael si accentra, ancora Rafael che vede Rafinha al destro
di Rafinha e c'è ancora la risposta di Ricordi. Ricordiamo che Mantova è neopromossa, per Certo. cui non è che è una squadra. Ci sono altre neopromosse che sono in difficoltà. A queste classifiche. E poi ricordiamo anche il calendario che cioè, alle prime giornate giocano tutte le squadre più forti, poi alla fine ha un calendario in discesa. Rafinha. Bravo Ricordi qua. Devo dire che il Real Rieti nel corso dei minuti ha preso molto campo. Adesso il Caos Mantova è un po' in difficoltà sugli attacchi degli avversari. Seguiamo anche Fortino con Ricordi ancora attento. Parrell 3 contro 3. Poi si abbassa anche Jelocic. È rientrato tutto il Real Rieti. Parrell ancora su Dimas. Non sfondano però perché c'è ottima chiusura da parte dei giocatori reatini. E allora seguiamo nuova circolazione di palla da parte dei padroni di casa. Questo è Bocao, prova a superare l'uomo, era Jelocic. Manca un po' Cabeza oggi al Mantova, Cabeza che non riesce a dare profondità, si fa spesso anticipare da un ottimo Rafinha. Parrell sul pallone, mentre vedete il tempo scorre, tempus fugit, 8 minuti alla fine della prima frazione di gioco, si rimane sull'1-1 e questo è ancora il Caos Mantova con Parrell, porta a spasso gli avversari, ancora Dimas con Cabessa, Dimas palla sul destro, scarico per Parrell, il destro fuori. Schiacciato troppo il pallone, masticato come si dice in gergo, poi una conclusione da troppo lontano, non è un giocatore dotato di un tiro fortissimo. Ottima chiusura da parte dei giocatori del Caos Mantova adesso su Jelocic, mentre rientra anche De Luca sul parquet, sempre tra i viola neri in campo oggi con questa maglia appunto il Real Rieti. Prova a proporre gioco Caos Mantova, profondità per Parrell, poi arriva Dimas, ma ancora una volta il possesso palla sarà del Real Rieti. Il break falloso però su De Luca, si lamentano un po' i giocatori del Caos Mantova, andiamo a rivedere, Forse palla, vediamo. No, piede, netto. Fallo netto, non hanno sbagliato la direzione di gara, quindi posso dire fin qui perfetta, non ricordo errori. È ripartito ancora il Caos Mantova, attenzione a Parrell, invece Dimas sceglie un'altra soluzione, quella per Bocao, chiuso in fallo laterale. Bellissima palla no look e bellissima parata di Tondi spaccata ancora una volta. Bocao, Parrell, ancora Bocao, lo scarico all'indietro, c'è Parrell, attaccato, rischia qualcosa il Caos Mantova e viene fuori bene col palleggio da una situazione non certo facile. Allora Parrell, palla sulla destra, Bocao, Poletto intanto si porta in posizione di pivot, Poletto scarico all'indietro, è rientrato anche Chitola che riceve, pronto il numero 6, si accentra. Seguiamo ancora l'iniziativa del Mantova, c'è Parrell e poi hanno capito tutto però, in particolare con Fortino che è andato a chiudere quelli del Real Rieti. Eccolo, entra Mateus, uno dei giovani che avevamo nominato, dotato di un gran Sì, un ragazzo classe 97, tra l'altro anche l'abbiamo visto anche passando davanti a noi, fisicaccio, 1,83 m per 76 kg. campione d'Italia col Pesa lo scorso anno. Profondità, ripartito proprio il neoentrato, seguiamolo, Parrell, Chitola, attenzione a Parrell, palla sul destro, ancora le sue finte, ha portato lontano De Luca, poi ha cercato la conclusione, lo stesso De Luca dall'altra parte, 2 su di lui, riparte ancora sulla sinistra Caos Mantova, 6 minuti da giocare nel corso del primo tempo, incontro in totale equilibrio tra due formazioni che provano a superarsi. Le proteste di Milella adesso con la direzione di gara. Tra poco ci sarà un altro time out, andremo sulla panchina del Real Rieti. Poletto qua bravissimo, si accentra e va alla conclusione. Ancora calcio d'angolo.
e seguiamola, anche questa nuova iniziativa, uno schema come lo chiama Parrell. Difesa a zona da parte dei Rieti. Seguiamola, questa palla interessante. Mateus, sinistro, riparte il Real Rieti. Non c'è la velocità giusta per mettere in difficoltà gli avversari. Allora Titon dall'altra parte, scarico all'indietro, Ramon, pronto Titon, sì, hanno perso il tempo per imbucare e qui continuano a mantenere il possesso. Poi Ramon porta a spasso un paio di avversari, poi arriva sì una conclusione, quella che abbiamo visto da parte di Titon, ma murata in angolo, e noi andiamo subito sulla panchina del Real Rieti ad ascoltare le parole, vedremo se saranno quelle di Jeff o di Kundari. Pazzia qua perché? Perché abbiamo abbassato troppo e non è difesa individuale qua nella 3. La nostra difesa c'è copertura sempre, ha capito? Però quando la palla esce dobbiamo una cosa, Fabio, siamo ripartiti in uno e sta portando 2 difensori loro, non lanciare, dare la palla qua indietro. Siamo giocare indietro 3 contro 2, calmo in questo momento. Però voglio dire, quando ci abbassiamo troppo, quando la palla torna a centrocampo, dobbiamo salire, non possiamo stare là cacciato su. Quello tira, il portiere non vede la palla. Ho capito? Chiamiamo bene lo schema adesso che loro stanno facendo la zona. Adesso facciamo la filiale. Entriamo in 2 forti perché la palla entra a lui. Ok? Va bene. Io guarderò quelli che entrano. Anche se deve aspettare 4 secondi, facciamo bene il movimento. Vogliono fare, ecco vedi, però intelligente Milella, incredibile, cambia e mette Bocao dentro per il calcio d'angolo, perché c'è l'errore di posizionamento di Chitola nel gol dell'1-1. Vogliono rigiocare un calcio d'angolo con palla dentro, con 2 uomini che entreranno dentro. Vediamola a seguire. Rigore, sì. fallo di mano. Sì, visto da direttore di gara, perché noi sinceramente non l'abbiamo visto, siamo completamente coperti da questa posizione. Comunque visto, fallo di mano, tra poco lo rivedremo al replay. 5 minuti da giocare, rigore per il Rieti, grande opportunità quindi per il vantaggio da parte dei giocatori di Jeff e Kundari. Andiamo a seguire, andiamo a rivedere se abbiamo un replay a nostra disposizione. Queste intanto sono le parole dei giocatori di Rieti e Caos Mantova nei confronti della direzione di gara. Non ci sono proteste però, diciamo questo, per cui però 2 calci noi vogliamo rivedere comunque appena possibile il fallo. Fortino a conclusione. E allora seguiamo Titon, no, meglio Fortino subito alla battuta, traversa piena per lui, rimane a quota 19 in classifica marcatori, fermo lì, 1-1, errore di Fortino dal dischetto, ed è una notizia questa. Ha calciato bene, è stato sfortunato. Un po' di nervosismo subito fermato dalla direzione di gara. Mateus intanto all'indietro, Parrell, pallone messo fuori, 5 minuti ancora da giocare, si rimane sull'1-1, divorato un rigore da parte del Real Rieti con Fortino, notizia perché non è da lui, ma intanto seguiamo il Caos Mantova. Caos Mantova cede all'indietro, c'è Parrell ancora in possesso, lo scarico all'indietro per Ricordi che ha già ceduto a Mateus, poi Chitola. Può arrivare Mateus, Poletto, aveva cercato l'assist, poi De Luca da solo, 2 su di lui, riparte ancora Caos Mantova, lo fa con Chitola, pronto Parrell, Mateus liberissimo sulla destra, riceve lo stesso Mateus, ancora in avanti per Chitola, adesso buona l'iniziativa del Caos Mantova, poi sbagliato però un passaggio in diagonale e quindi arriva una possibile conclusione, quella di Fortino, e ancora una volta c'è sulla sua strada Ricordi. Bravissimi qui questi giocatori del Rieti. Juanco riesce a servire il pallone sotto le gambe, Fortino col destro se la porta sul destro, bravissimo Ricordi ancora una volta. Se si rimane sull'1-1
io devo dire anche dei grandi meriti dell'estremo difensore del Caos Mantova. È vero che la partita è equilibrata, ma ha avuto diverse occasioni il Real Rieti per riportarsi avanti. Sì, c'è da dire che anche adesso c'è stata una grande occasione sui calci d'angolo, sta soffrendo tantissimo il Mantova. Tanto l'Eleco per Bocao, c'è Mateus, attenzione a Poletto, 2 su di lui, poi Poletto sbaglia tutto, avrebbe fatto meglio forse a fermarsi visto che dietro di lui c'era liberissimo Mateus che stava arrivando e poi c'era anche Bocao che poteva dare una mano. Ma si gioca sempre in profondità verso la porta, molto verticale. Fortino, c'è Ramon che va a recuperare un pallone che sembrava fuori. Stesso Fortino per Titon, mentre De Luca guadagna qualche metro, poi si abbassa sotto la linea della metà campo. L'Eleco dall'altra parte va a impostare per il Caos Mantova mentre mancano 3 minuti e 18 secondi alla fine del primo tempo. Formazioni sull'1-1, attenzione a Poletto, arriva anche l'Eleco. Bocao. Poletto ha fatto meglio di Cabeza in questa prima parte del primo tempo. Sta difendendo benissimo la palla. Ancora Poletto, non arriva ad un soffio. Ramon fa ripartire le Rieti. Fortino, palla sul sinistro, fuori. Intanto quello inquadrato è il nostro migliore in campo del primo tempo, ricordi. Andiamo a vedere. Questa volta Fortino non inquadra lo specchio della porta avversaria. Quinto fallo. Siamo al quinto fallo, sì. Fallo di Mateus, l'arbitro ha dato norma del vantaggio e poi ha segnalato il quinto fallo. Attenzione. Quinto fallo in casa Caos Mantova, 2 minuti e 55 da giocare, significa che in caso di sesto fallo potremo andare a vedere quindi un tiro libero, vedremo se arriveremo a questa situazione. Intanto le proteste del pubblico di casa e poi rivedremo, perché avrebbe voluto sicuramente un rigore, credo, dalla posizione nella quale era il giocatore che è finito a terra. Tra poco rivedremo. Cabeza. Era Cabeza, si vedremo con Ramon. Intanto lo stesso Cabeza va a lottare, 2 su di lui. Cabeza, ottimo il lavoro di Cabeza, ottima azione del Mantova. C'è il vantaggio meritato per questa iniziativa splendida da parte dei padroni di casa. L'Eleco riporta avanti Milella, andiamo a rivedere perché è davvero una grande giocata. Vedete come siano stati pronti, molto rapidi. Non l'abbiamo vista tutta l'azione, ma un'azione da manuale che porta poi al vantaggio dei padroni di casa. Cabeza ha fatto una cosa impressionante. Il gioco di gambe eccezionale. È rientrato e ha fatto 2 giocate bellissime. Una poteva essere calcio di rigore e dopo, se abbiamo l'opportunità, la rivediamo, ci sono state tante proteste, poi è andato a riconquistare palla, ha fatto un numero, conclusione, e sulla ribattuta Chitola è stato bravo a mettere sotto le gambe di Tondi. Abbiamo visto una grande giocata però, quella di Cabeza, che poi ha portato al 2-1 di l'Eleco. E qui stavolta, attenzione, sesto fallo, visto il fallo di Bocao che viene ammonito. Bocao intanto lascia il parquet. Il gomito alto, perché la spallata ci sta, la spallata ci sta, forse ha alzato un po' il braccio col gomito. Vediamo un attimo se abbiamo l'opportunità. Questa è fondamentale questa cosa, perché il sesto fallo andiamo a rivedere. È ammonizione. Vediamo. Non è questa l'azione, non possiamo rivederla. Comunque a me sembrava, posso dire che sembrava giusta la decisione, anche se ci sono delle proteste furibonde da parte del Caos Mantova. Ecco, li vediamo qua, ecco. Vediamo. Hanno visto questo fallo su Ramon. Secondo me se non allarga il gomito la possiamo rivedere di nuovo? Chiedo a Edisaia di rivedere. Perché lì è una spallata, sono 2 giocatori molto potenti. Forse il gomito alto c'è il tempo, Edi. Era vicinissimo. Ecco. Vediamo. Guarda la spallata, poi il gomito, guarda. Eccolo qua, questo questo ha fischiato. Sì, ha visto bene, era vicinissimo. Ramon contro, ricordi, possibilità del 2-2, seguiamola. Tiro libero, il sesto fallo del Caos Mantova. Ramon. E ancora una volta. Attenzione. C'è un 2 contro 1.
dall'altra parte, pronto, poi rinviene ancora una volta Fortino, molto bravo, legge ogni situazione il capitano. È ripartito Ramon, palla sul destro di Ramon, fermato, murato da Leleco che si esalta. Il pubblico di casa va a fare i complimenti al suo numero 5, al capitano che qui ha salvato. Raramente ho visto un primo tempo così divertente quest'anno, forse la migliore in assoluto, sia come qualità sia come agonismo, veramente tecnica, come velocità, soprattutto la velocità ci è piaciuta molto, una intensità che raramente avevamo riscontrato in altre partite, forse troppo tattiche. Oggi di tattica siamo stati bravi a dirlo fin dall'avvio. Sembrava fin dall'avvio così, poca tattica, molta sostanza, e qui vediamo, attenzione, questo è un fallo bruttissimo, è incredibile, questo è veramente un fallo bruttissimo. No, ma sciocco, la palla era fuori, era se fuori. tocca il ginocchio destro qui davanti a noi Ramon, andiamo a rivedere, ma poi la palla aveva messo la palla fuori. Secondo me questo non è da giallo, scusami, ma questo non è da giallo. Sì, ma è un fallo, cioè, senza senso, soprattutto dopo che sei in bonus. Tra l'altro aveva portato fuori la palla. Il pallone era fuori. Era incredibile. Il pallone era fuori, un fallo inutile, assolutamente inutile e poco intelligente. Vabbè, pallone fuori. Alla fine rigore, tiro libero, devono stare anche attenti. E allora, nuova opportunità a Rieti. Ramon si è ripreso, non zoppica, sembrava zoppicare inizialmente, invece adesso sembra essersi ripreso completamente, però insomma davanti alla nostra postazione abbiamo sentito un tonfo notevole. No, ma ripeto, senza problemi, c'è l'agonismo, c'è l'adrenalina, tutto quanto, però insomma, il fatto che uno ha già sprecato il time out non può parlare con i giocatori di calma, siamo in bonus, cioè hanno fatto rigore e 2 tiri liberi. Incredibile, sì, ingenuità incredibile. Ramon, ricordi sulla sua strada, il migliore in campo del primo tempo, staccato rispetto agli altri, davvero una bella partita, ma ricordi c'è stato sempre. Sì, ancora una volta dalla parte aperta, non chiude, e ricordi è andato lì e l'ha toccata, esce incontro, attenzione. E questo è Fortino invece, e ancora stavolta ricordi non può nulla, arriva il 2-2 e arriva da una situazione sulla quale nulla può il portiere di casa. Arriva questo 1-1 firmato Rafael, 2-2 firmato Rafael, si chiuderà probabilmente in parità la prima frazione, andiamo a rivedere ancora, vedete, troppo libero, e ricordi qui non può assolutamente coprire tutto lo specchio, anche perché vedete si rialza da terra, e poi arriva questa conclusione per il 2-2, una partita che diamo un consiglio ai nostri telespettatori a casa, seguitela perché nel secondo tempo ne vedremo delle belle. Da giocare ancora un minuto nel corso della prima frazione. Ramon. Quella è stata la curiosità è una sola, riusciranno a mantenere questi ritmi? E questo l'ho detto subito dopo 5 minuti. Il problema nel gol è stata la seconda palla, perché ha preferito portare fuori il pallone Bocao, non spazzare, e quello gli ha consentito la ripartenza del Cao. Ottimo pallone di Leleco, non letto da Poletto, arriva Bocao, eccolo Leleco, Fortino, e ancora Poletto. Avete visto come sembrava una ripartenza reale, invece arriva la conclusione di Poletto. Il bello del calcio a 5, come cambiano le situazioni in pochi istanti. Da giocare 38 secondi al Pala Neolù di Mantova, 2-2 tra Mantova e Real Rieti, quasi alla fine del primo tempo, ed questo è l'anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Attenzione, un nuovo fallo, arriva un altro cartellino, stavolta è rosso per Jelocic, e qui però dobbiamo dire di un atteggiamento diverso da parte del direttore di gara, perché a mio giudizio poteva essere rosso anche quello precedente. Siamo d'accordo, rivediamo, siamo d'accordo, perché il fallo di Cabeza
molto simile, vediamo, è brutto, Sì, è molto brutto. Sì. molto brutto, è da rosso, ma era da rosso anche Era da rosso Gabessa. anche quello precedente, sono d'accordo. Sono totalmente d'accordo. E poi ci viene a dire, tra l'altro Jelocic ha preso il pallone. Vabbè, quello è normale, però giustamente Jeff sta protestando perché sta dicendo è uguale a quello di Gabessa, ed è la verità, ed è lo stesso fallo. Da giocare 27 secondi. Caos Mantova e il Real Rieti sono sul 2-2, devono intervenire addirittura anche gli steward per riportare la calma sugli spalti, addirittura. È la prima volta durante questa stagione che vediamo una partita con questa intensità e anche con questo calore sugli spalti. C'è l'espulsione ed è giusta l'espulsione, ricordiamolo, come abbiamo detto che era giusta l'espulsione per Gabessa, Sì. soprattutto per Gabessa che è stato solo la futilità soprattutto Avremmo del tempo per andare a rivedere il fallo. Però adesso intanto vediamo, Finiamo di 27 vedere, vuol dire vediamo che questi 27 se non secondi. segnano Seguiamo e poi dopo rivedremo i falli. Questo intanto è Parrell, pallone sul fondo, 20 secondi. ricordiamo il regolamento, se dovesse finire 2-2 il primo tempo, ancora 1 minuto e 33 deve giocare in inferiorità numerica Rieti. Attenzione ai falli. Per l'espulsione. Per l'espulsione che c'è stata, quindi inferiorità numerica a tempo per il Real Rieti, fuori Jelocic. Seguiamo questa iniziativa del Caos Mantova, la conclusione è strozzata. Sarà angolo da destra, da giocare 3 secondi. Ultima opportunità per il Caos Mantova. Si rimane sul parquet 5 contro 4. Battuta volante fuori. E quindi è vero che c'è un secondo, ma in realtà è finito 2-2 il primo tempo qui al Pala Neolù di Mantova tra le due formazioni. Un primo tempo che ci ha detto di un totale equilibrio, di una partita bellissima. Il vantaggio di Dimas, il pareggio di Titon, poi il rigore sbagliato da Fortino, 2-1 vantaggio Caos Mantova con l'Eleco, 2-2 Rafael, poi l'espulsione di Jelocic. Tanta ciccia in corso del primo tempo. Il risultato è giusto, partiamo da questo, il risultato giusto. Il Rieti ha avuto 3 occasioni eccezionali, un calcio di rigore, 2 tiri liberi, non l'ha sfruttati, e poi proprio nell'occasione meno propizia è riuscito a trovare il gol con Rafael. È stata una partita fantastica, mi sono divertito, speriamo in un secondo tempo simile. Ma io penso che dobbiamo dare un consiglio ai nostri telespettatori a casa: rimanete con noi perché stasera stiamo vedendo una delle più belle partite del campionato di Serie A che abbiamo trasmesso su Rai Sport. Senza ombra di dubbio, fino adesso è la miglior partita che abbiamo fatto. Allora, subito linea a Roma per un breve stacco pubblicitario per i suggerimenti. Noi ci rivedremo per interviste e ripresa, rimanete con noi. Di nuovo in diretta dal Pala Neolù di Mantova, 2-2 alla fine del primo tempo tra Caos Mantova e Real Rieti. Siamo con Roberto Pietropaoli, che è il presidente, il patrono del Real Rieti. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Facciamo i complimenti perché è stata, secondo noi, forse la più bella partita che abbiamo mandato in onda quest'anno su Rai Sport. Questo significa che quando si mette tutto, intensità eccetera, si dà un grande spettacolo, perché il calcio a 5 è uno sport molto divertente. Innanzitutto grazie per i complimenti, ma io li voglio estendere al Mantova, perché se va in campo nella grande partita, no? Si gioca in due, quindi bravo Real Rieti, bravo il Mantova, partita vera, di grande ritmo, di grande anche agonismo, però non ci sono problemi, 2-2, il risultato
diciamo giusto, abbiamo forse non sfruttato le palle da fermo, il famoso calcio di rigore con due libere, però abbiamo tutto un secondo tempo là da giocare, vediamo di continuare così. Allora siete arrivati qui da 5 vittorie consecutive, un pareggio, non perdete dalla partita con il Pesaro, state crescendo? Beh sì, l'idea del Real Rieti è quella di lottare, quella di giocarsi lo scudetto, l'abbiamo dichiarato all'inizio di stagione, l'acquisto di Luca Ian lo ha dimostrato ancora di più. Peccato che oggi ancora non può giocare per una questione legata ai 30 giorni che devono passare, però il campionato è lungo, gli avversari sono tutti bravi e lo dimostra Mantova, che non è in classifica, è un campionato molto equilibrato, però io penso che Real Rieti sarà competitivo su tutti e tre i fronti. A suo giudizio è cresciuta la Serie A 16? È cresciuta da una parte, nel senso che c'è il movimento che cresce, quindi fare un campionato a 16 squadre non è facile, tanti altri sport non riescono a farle. È chiaro che quando vai a diluire i giocatori per più squadra potrebbero in qualche partita non essere il livello proprio là da Serie A. Però questo è uno scotto che pagano, è normale. Come anche nel calcio maggiore, a 20 squadre c'è la Juventus e poi c'è l'ultima squadra, cioè questo è normale. Il suo impegno con il Real Rieti, che insomma è sempre cresciuto nel corso degli anni. Ma io ti ringrazio, l'impegno è stato tanto, me lo faccio soprattutto per la città. Rieti ha bisogno di essere valorizzata. Parliamo anche del calcio a 11, perché avrebbero bisogno anche lì. È chiaro, io tifo il calcio 11, ma tifo anche il basket, sai, chi è di una cittadina piccola se la porta dentro. Questa è Real Rieti, colore amaranto celesti. Ripeto, è la mia città, noi vorremmo portare avanti. Siamo arrivati lì un anno per vincere lo scudetto, speriamo di regalare ai nostri tifosi questo grande sogno. Ma parliamo anche di giovanili, come siete messi? Noi ci siamo messi bene, abbiamo fatto la scuola calcio, l'Under 17 che stasera gioca a Roma, e poi abbiamo l'Under 19, abbiamo, e io questo ne è un vanto, la Special Olympics. Io ho la squadra dei ragazzi speciali, quelli sono veramente speciali, ho la squadra femminile. A Rieti c'è un grande movimento, io sono 11 anni che gestisco il Pala Malfatti, che è l'unico campo, uno dei pochi campi a essere infatti questo è un grande disegnato solo per il calcio a 5, quindi non ci sono 27 righe. Molto più bello da vedere. E quindi diciamo che Real Rieti è impegnato sia nel sociale che nell'agonistico. A me, per quanto riguarda il settore giovanile, loro si devono divertire, poi se madre natura a qualcheduno gli dà le doti, ben venga. La Serie A è un discorso diverso, logicamente. Allora, c'è stata una munizione e un'espulsione, come l'ha vista? Senza far polemica. No, come l'ho vista? Hanno deciso gli arbitri. Se gli arbitri hanno deciso così significa che hanno visto così. Io non amo fare polemiche in campo, adesso si resetta tutto, speriamo di resistere quel minuto e mezzo con l'uomo in meno e poi vediamo di giocarcela. Quindi sarà bellissimo questo secondo tempo. Io me lo auguro. Diamo il consiglio a chi è a casa di vedere questo secondo tempo. Rimanete qui perché sicuramente vi divertirete. Grazie a voi. Ringrazio Pietro Paoli. Io voglio fare i complimenti alla RAI, i complimenti a lei, a Ronconi, sempre per la passione che ci mettete. Grazie a voi. Grazie Pietro Paoli. Buonasera. Allora, tutto pronto per l'avvio del secondo tempo e come ci ha detto l'allenatore, il presidente del Real Rieti, Pietro Paoli, e allora ti estendo i complimenti, ci ha fatto i complimenti, ha detto che si nota la nostra passione, però io devo dire invece di un'altra cosa, che la cosa interessante da vedere in questo avvio di ripresa sarà proprio il fatto che il Real Rieti dovrà giocare un altro minuto e mezzo in inferiorità numerica. Come lo gestiranno? Non lo so, ma intanto abbiamo visto Ramon che gli entra in campo, però aveva una borsa di ghiaccio sul ginocchio posteriore, sì. Per cui è segno che ha lasciato, c'è stata la botta. Sì. Adesso in inferiorità numerica vediamo che tipo di tattica utilizzerà, se uno davanti o due davanti. Per quello che mi riguarda preferisco sempre due davanti e uno dietro, però dipende anche da come attacca la squadra avversaria. Ha 1 minuto e 34 di tempo per cercare il gol del 3-2, il Real Rieti deve resistere e poi giocherà, però giocherà sempre con un yellow change in meno perché non potrà più rientrare. Se dovessi offrire un caffè a un amico, no? Se dovessi giocare un caffè su una partita del genere? Non lo so, forse il pareggio giocherei, non lo so. Io credo che il pareggio fin qui almeno è stato sicuramente il risultato più giusto. E comunque questa è una partita che dovremo vivere fino all'ultimo secondo. Ma è una partita bella, non so se resteranno questi ritmi altissimi del primo tempo, io penso e spero di sì, e così ci divertiamo
sarebbe bellissimo anche un secondo tempo come il primo, anche per gli spettatori. Soprattutto per loro. E allora andiamo a vivere questo avvio di ripresa con Dimas. Questo è il Caos Mantova che attacca in questo momento. Real Rieti sta difendendo, maglia viola, pantalone nero per i reatini laziali. Subito la presa da parte di Tondi, può ripartire allora il Reale. Subito dall'altra parte, ricordi, un'altra parata, io la definirei alla Castellini questa, perché il grande portiere del Torino di calcio di qualche annetto fa. Io invece direi bellissimo il lancio di Tondi e bellissimo il colpo di testa di Rafael. Guarda, era andato a cercare proprio l'incrocio dei pali dalla parte opposta. Comunque l'incontro è iniziato anche in questo secondo tempo come ci aveva lasciati, ovvero grande spettacolo, intensità, due formazioni che vogliono superarsi, poco tatticismo, e questo è il pregio della serata. E qui stiamo vedendo davvero tecnica sopraffina e velocità. E allora Parrell, scarico all'indietro, pronto Leleco, ancora Parrell, un gioco a due, c'è l'attacco da parte di Rafael, pallone che poi finisce fuori, ma io vedo che c'è qualche problema per Ramon. Continua a fare delle smorfie il giocatore numero 6 del Real Rieti, evidentemente. Guarda la botta subita la sente. Dell'aggressione da parte di Rafael quando la palla va sulla sinistra all'Eleco. E questo è proprio l'Eleco, murato da Ramon. Provavano addirittura a ripartire quelli del Real Rieti. Intanto giocato, come vedete, 1 minuto e 10 secondi nel corso del secondo tempo. 24 secondi mancano. Manca poco. Parrell, palla all'indietro e arriva il gol del Caos Mantova. Stava proprio terminando il tempo della superiorità numerica dei padroni di casa. Arriva il gol del vantaggio, l'entusiasmo del Pala Neolù. Caos Mantova 3, andiamo a rivedere. Real Rieti 2, è arrivato il gol del vantaggio con Dimas, 3-2, e qui cambierà ancora tutto perché adesso si è nuovamente 5 contro 5 sul parquet. Sì, diciamo che è andato a cercare il palo interno, non poteva far nulla Tondi in questa occasione, proprio allo scadere avevano difeso bene, anche se, attenzione, nuovo break di Dimas, pallone in mezzo, anticipato da Fortino. Leleco, riparte Real Rieti con una rapidità pazzesca, la chiusura, Leleco, e poi dall'altra parte è bravo invece ad andare ad anticipare Rafinha, ma l'incontro ci sta sbalordendo, perché qui i giocatori fanno davvero a gara chi corre di più, a chi si impegna, a chi dà maggiore intensità, a chi mette di più cuore in una partita che è tutta da vivere. Si è fatto male Bocao nell'anticipo qua su Fortino, poi la conclusione di Rafinha colpisce il compagno di squadra Massimo De Luca e la palla finisce sul fondo. Bocao a terra, sanitari sul parquet, tra poco sapremo se potrà continuare, anche gli inservienti per pulire, per andare ad asciugare. Intanto stiamo rivedendo la fase di poco fa con Bocao, l'infortunio per il giocatore del Caos Mantova, nuovi cambi perché abbiamo visto in casa Real Rieti rientrare anche Titon sul parquet, c'è De Luca, vediamo c'è anche Rafinha, Fortino lì davanti, si attende di capire se potrà proseguire Bocao. Tanto non potrà giocare Jelovcic e poi tra l'altro Jelovcic è stato espulso nel corso del Ramon ha preso questo colpo violento da parte di Cabeza, insomma abbiamo visto questa borsa di ghiaccio sul posteriore del ginocchio che è molto importante. Esce Bocao. Applausi per il numero 4 che ha lasciato il parquet. Dentro Chito, la maglia numero 6 Caos Mantova. La rimessa laterale affidata al capitano, c'è l'Eleco sul pallone. Chitola ancora all'Eleco, subito la profondità, l'indirizzo di Cabessa. Riparte il Real Rieti, De Luca alla ricerca del pareggio. Fortino. De Luca. Pallone in profondità, posizione di pivot per Fortino, mentre Bocao, da quello che capisco, potrebbe continuare a breve, si sta riscaldando fuori dal parquet, non lontano dal campo, e probabilmente
tra poco potrà rientrare, mentre De Luca va a far salire il Real Rieti. Fortino non si intende stavolta con Rafinha, un po' di nervosismo in casa Real Rieti, il gol ha portato un po' di malumore. Sì, calcio d'angolo, sul calcio d'angolo sempre molto pericoloso Rieti, un gol e un rigore ottenuto. E stavolta invece bravissimo Cabessa sulla strada di De Luca. Giocati Pronto 2 Bocao. minuti e 25 secondi, pronto Bocao a rientrare sul parquet, maglia numero 4 biancorossa, mentre questo è Fortino col suo sinistro. Riparte ancora Caos Mantova, lo fa con Chitola. Dimas dà indicazioni, dice devi andare basso sul Cabessa, ecco Dimas. Poi lo stesso Cabessa, la conclusione è fuori a terra, però c'è Dimas, avrebbe voluto un fallo, un calcio piazzato per i suoi, mentre Bocao rientra perché ha lasciato il parquet Chitola. Proteste Rieti sul calcio d'angolo, lì volevano un calcio di rigore per un fallo di mano di Guida, se abbiamo l'opportunità poi di rivedere. Seguiamo però ancora Real Rieti in avanti sulla sinistra, si riprenderà con un altro angolo, posizione interessante. Andiamo a seguire in presa diretta questa azione, poi vedremo anche qualche replay. Ramon, palla sul destro, Murato, nuovo angolo Real Rieti. 3 minuti giocati nel corso della ripresa, i ritmi sono quelli del primo tempo. Ma bisogna arrivare fino al 40°, non sarà semplice, però noi ci divertiamo sicuramente. Rafinha porta a spasso di Guida, pallone all'indietro, pronto Ramon, pallone non preciso stavolta da parte del numero 6 che provava a far salire sulla sinistra Titon. Stesso Titon regala il pallone agli avversari, o meglio glielo consegna. Bocao fa ripartire il Caos Mantova, si va sulla sinistra, c'è Di Guida, ancora Bocao, Di Guida, Cabessa prova a farsi vedere, ma Di Guida torna su Bocao che allarga sulla sinistra, poi Cabessa, ottimo il pallone di Cabessa per Di Guida, poi non trova però la profondità, non trova Dimas. Nuova rimessa fuori del Real Rieti, un Real Rieti che però fa adesso parecchia fatica ad avvicinare la porta avversaria. Ma adesso forse il contraccolpo psicologico dell'espulsione, poi il gol subito proprio allo scadere della penalità dei 2 minuti, però manca ancora tantissimo, la squadra sicuramente può riprendere la partita. Rafinha, Ramon non salta l'avversario, guadagna però la rimessa. Intanto i suggerimenti di Fortino per Titon, gli dice girati, fatti vedere, stai in linea con me. Eccolo Fortino, scarico all'indietro, c'è Ramon, palla sul destro, lo stesso Ramon va dall'altra parte. Tanto Fortino prova a farsi vedere centralmente, ma Ramon da solo, palla sul sinistro, ottima idea la sua. Sì, calcia benissimo, abbiamo detto col destro meglio, però qui calcia bene anche col sinistro. La palla non trova lo specchio della porta, la palla esce, però c'era nettamente Ricordi sul pallone. Ricordi è stato eccellente nel corso della prima frazione, il nostro migliore in campo. Ci sono stati parecchi giocatori che hanno giocato una gara di alto livello, ma il portiere del Caos Mantova perfetto. Bocao, Parrell, bellissimo raddoppio. Adesso il Real Rieti mette paura agli avversari con un pressing molto alto. Fortino e Ramon sono andati a raddoppiare, è stato costretto a mettere la palla in fallo laterale Parrell. Seguiamo gli schemi del Real, questo è Fortino, lo scarico, Parrell fa ripartire il Caos Mantova in 4, sono in 4 in linea, si va da Poletto che non aggancia un pallone squisito, quello di Parrell. Un po' forte, Bocao si era fermato giustamente quando ha visto che erano tutti e 4 a ripartire, si è fermato per cercare di lasciare perlomeno un giocatore in fase difensiva, saggiamente direi. Riparte il Real Rieti, Rafinha e poi Ramon, guadagna la rimessa. Siamo vicini al 5° minuto della ripresa, si rimane con il risultato di 3-2 a favore del Caos Mantova sul Real Rieti in questo anticipo della 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. E la curiosità per chi ci segue a casa è che il Mantova arriva qui da 4 sconfitte consecutive, mentre il Real Rieti è in serie positiva da 6. Ottima l'uscita, riparte ancora Real Rieti,
giocatore però a terra del Caos Mantova. A terra c'è Poletto, si ferma giustamente il Rieti, si ferma Ramon e Ramon sta dicendo qualcosa alla panchina del Caos Mantova. Noi siamo sportivi, ma non era fallo, dice lui. No, assolutamente, è arrivato in anticipo Tondi qui in scivolata, poi Poletto gli frana addosso ma non c'è fallo secondo me da parte comunque un bel gesto da parte del Rieti, lo voglio sottolineare. No, bellissimo, perché probabilmente prima non avevano visto bene la situazione. Facciamo i complimenti al Real Rieti, complimenti perché è stato un gesto di fair play e questi gesti vanno sempre sottolineati. È sport, grande gesto da parte dei giocatori reatini che, ricordiamo, devono recuperare un gol perché sono sotto 3-2 con il Caos Mantova, mentre a terra rimane però Poletto, si asciuga anche il parquet. Poletto si sta rialzando, non mi sembra di poter dire che non sia nulla di grave. Ripeto, secondo me non c'è fallo perché arriva in anticipo. Su quello siamo d'accordo. Infatti è ancora più nobile il gesto da parte del Real Rieti. Si è fermata la squadra di Kundari e Geffe. Entra Bueno, che non mi sembra 1,60 m francamente. Ma poco di più. Beh no, no, assolutamente no. Beh, Ramon è un giocatore molto alto. Adesso vediamo piuttosto come riprenderà. Restituiscono il pallone, giustamente. Il minimo che possa fare il Caos Mantova sul nobile gesto che abbiamo definito così, quello del Real Rieti, un Real Rieti che dimostra ancora una volta che insomma, il fair play paga. Ramon non aggancia ad un soffio. Fortino, giocatore comunque di grande tecnica. Sì, diciamo che Bocao è scomodo come difensore, giocatore che... Profondità per Ramon che viene chiuso e poi riparte ancora il Real Rieti. Seguiamola questa nuova iniziativa. Comunque Ramon non ha recuperato al 100%. Ma sicuramente si è notato anche adesso. Un colpo probabilmente il corno posteriore del menisco, ha preso una botta. Speriamo che sia niente di grave perché sta continuando a giocare, forse farebbe meglio invece a riposare dopo una botta del genere. Comunque sì, ha messo il ghiaccio probabilmente. Intanto Bocao non inquadra lo specchio, attaccato da Fortino, mentre rientra anche Quanco in casa Real Rieti e noi andiamo a seguire ancora Ramon. Evidentemente Pedina è insostituibile, rimane sempre sul parquet. Dall'altra parte Parrell, palla sul sinistro, grande risposta da parte di Tondi che però se la trova proprio addosso. Una conclusione velocissima da parte di Parrell. Andiamo a rivedere. Secondo me con la faccia. Conclusione rapida da parte di Parrell, vicini al 4-2 i giocatori di Minella e qui nuova conclusione, quella proposta da Chitola, mentre è ripartito Ramon e nuovo fallo sul numero 6. Scatterà un'altra ammonizione, stavolta all'indirizzo di Bueno. Questo fallo tattico, giustissima ammonizione, era ripartito, però come hai detto te non è più brillantissimo Ramon perché... ma il colpo subito che poi rivedremo grazie alla nostra Edi Saia nel corso del primo tempo è stato un colpo importante. È arrivato solo il cartellino giallo per Cabessa su quel fallo netto e tra l'altro cattivo, ecco, questo lo dobbiamo dire, un fallo anche inutile perché il pallone, come dicevi in corso in telecronaca in presa diretta, era fuori tra l'altro. Aveva messo fuori. Quanco, Ramon, ancora il numero 9, gestisce, allarga il gioco, vediamo se il Real come riuscirà ad attaccare la porta avversaria. Qui ci prova Ramon, non salta l'uomo. La rimessa è del Caos Mantova che sta crescendo. Ricordiamo che il Rieti la prossima partita potrà avere Luca Ian in campo, un giocatore... Sì, ce lo ha preannunciato il patron Pietro Paoli. Giocatore fortissimo, attenzione. Ottimo pallone da parte di Parrell, che assist centrale, arrivano i complimenti dei compagni, andiamolo a rivedere. Guarda che pallone messo nel mezzo, c'è la chiusura ancora di Ramon. Sì, Ramon però fase difensiva benissimo, questa è una diagonale difficile da chiudere. Di guida, alto. Riparte Real Rieti, lo fa sulla destra. Due giocatori vanno a chiudere su Titon.
Ramon, pedina insostituibile in casa Real Rieti, sbaglia un pallone, lo stesso Ramon va a recuperare, pallone che poi finisce fuori. Dall'altra parte Poletto fermato al momento della possibile battuta, rientra De Luca, sta per rientrare De Luca in casa Real Rieti. Adesso è più difficile far arrivare la palla al pivot per quello che riguarda Rieti, sta marcando meglio le diagonali difensive il Mantova nella seconda parte di gioco. Tanto Rafael dà profondità alla squadra allenata da Kundari con la collaborazione di Jeffe. Noi seguiamo Quanco alle prese con Chitola, costretto all'indietro, scarico, mentre si abbassa anche Titon che potrebbe ricevere, invece si va sulla sinistra proprio per Quanco, pallone toccato con la mano ma in realtà sarà soltanto rimessa laterale, mentre rientra De Luca, maglia 77 in casa Real Rieti. Qui l'arbitro era molto vicino, non segnala il fallo di mano di Quanco. È inutile, tanto sarebbe stato comunque possesso per gli avversari. Intanto Ramon, palla sul destro, fuori. Ma Ramon sta giocando da solo in questo momento. Bellissimo l'anticipo da parte di Ramon, poi non spintonato un po' con esperienza. Attenzione Poletto, fermato molto bene perché sta facendo una buona fase difensiva adesso il Real Rieti, in particolare vedo Rafael molto attento. È rientrato Rafinha che va dietro, posizione ultimo. Dentro anche Fortino. Doppio pivot praticamente, Quanco e Fortino. Devono recuperare la gara, stanno cercando in tutte le maniere di dare profondità al gioco in casa Real Rieti. È pronto anche Romano che fino adesso non ha visto campo. Romano con la maglia numero 7, tra poco sul parquet casa Real Rieti. Real Rieti che ricordo sta giocando con questa maglia viola e pantalone nero in 3, Fortino viene chiuso al momento della battuta da Chitola. Bravo Chitola qua a chiudere la conclusione perché si è liberato bene Fortino. Pronto De Luca. E subito Fortino per il 3-3 e questo è il 20° gol in campionato per il capocannoniere casa Real Rieti. Ancora una volta palla inattiva, ingenuità ancora da parte della difesa del Mantova che lascia troppo spazio. Andiamo a rivedere. Guardate che velocità, che rapidità quella di Fortino, inganna Bocao, qui proprio lo anticipa di netto, lo brucia. Andiamo a rivedere. Messa malissimo la difesa del Mantova. 3-3 e l'avevamo detto, rimanete con noi, questa è una partita tutta da vivere, può accadere di tutto e oltretutto vedete che rapidità, che intensità. Bocao, Poletto, ancora Poletto, palla sul destro. Qui vogliono l'angolo quelli del Caos Mantova, in realtà invece riparte il Real Rieti, lo fa con Romano sulla destra, scarico all'indietro, Fortino, c'è sempre Bocao sul capitano del Real Rieti, Romano, De Luca, Fortino, Rafinha, Romano. Chiamato il fallo, quello di Poletto, a mio giudizio invece qui forse il giocatore si è lasciato andare, ma lo rivedremo tra poco. Credo che si è lasciato andare un fallo, anche secondo me. Andiamo a vedere. Sì. Assolutamente sì. Ho visto bene, del resto lo avevo a 2 metri. E questo è sempre Romano, è ancora lui. Poletto gli porta via il pallone, fa ripartire il Caos Mantova. In realtà è bravissimo Rafinha a far tornare il Real Rieti in possesso. Romano. Si abbassa Rafinha, non sfonda il Real Rieti, Rafinha però tiene il pallone su perché poi arriva una conclusione troppo rapida di Titon che non è precisa. Bene, però bene il passaggio di Fortino, male la conclusione di Titon che era messo male con la postura del corpo a palla altissima. 11 minuti tutti da vivere al Pala Neolù di Mantova, 3-3 tra le due formazioni, tra il Caos Mantova e il Real Rieti, una partita bellissima. Siamo fortunati ad essere qui a raccontarvela. Qui cerca un palla filtrante bellissima Mateus alle spalle della difesa per servire Cabeza, viene intercettato. Bocao, Cabeza, si dispera il numero 88, avrebbe voluto far meglio.
Sì, perché il movimento era stato fatto perfettamente, poi però non ha trovato il pallone, ma non è una grande serata per lui. Fortino cercava di portare via Bocao, non è visto fallo, non c'è fallo. Fortino invece in primo tempo aveva leggermente protestato, adesso pallone che è finito alto, quindi si riprenderà con una rimessa laterale a favore del Real Rieti. Rafinha, Fortino, c'è sempre Bocao sulla sua strada, sfonda sulla sinistra il Real Rieti, poi non arriva alla conclusione di Titon perché è molto bravo Mateus a mettere fuori. Sta calando molto il Mantova in questi ultimi 2 o 3 minuti. Il Rieti sta prendendo in mano la situazione, dopo il gol del pareggio c'è solo Rieti in campo. Rafinha in avanti per Fortino, Titon, chiedono la copertura, la deve andare a fare Titon in casa Real Rieti. Lo stesso Titon ha una palla buona sul destro e arriva il vantaggio del Real Rieti, e questo è tutto merito del giocatore con la maglia numero 29 che viene circondato dai compagni. Un gol pazzesco questo, un gol bellissimo, si è portato la palla sul destro e l'ha messa all'angolo. È andato in mezzo lì, la difesa del Mantova ha messa malissimo, troppo in linea, è bastato, guarda, vedi, lì praticamente c'è addirittura Bocao più alto del pallone e da quest'altra parte addirittura guarda che movimento, Mateus, che rapidità, come sì, si porta il pallone sul destro. È un giocatore velocissimo e che va subito verso la porta, solo che qui gli ha dato una mano importante la difesa del Mantova. D'accordo con questo, ma io non vorrei andare a sminuire invece il gesto tecnico del giocatore che ha portato avanti il Real Rieti, ha portato avanti per la prima volta stasera. Ma l'avevamo detto che era un momento difficile, il Mantova sta calando l'intensità rispetto ai primi 25-26 minuti e Rieti sta facendo valere la miglior tecnica in questo momento. È un Real Rieti che sta prendendo in mano la partita. Fortino, devo dire però di un Caos Mantova che ha giocato una grande partita. Non è finita ancora. Non è finita, no, qui dovete stare con noi altri 9 minuti e mezzo effettivi, perché qui non lo sappiamo davvero come andrà a finire. È una partita tutta da vivere e io direi che davvero chi sta guardando a casa questa partita si rende conto della bellezza del calcio a 5 del campionato di Serie A, perché stasera le due formazioni stanno dando un grande spettacolo, un grande contributo al movimento. Io mi aspetto ancora una partita, anche se sta prendendo il sopravvento Rieti. Io credo che il Mantova proverà in tutte le maniere a recuperare perlomeno un punto che può essere fondamentale anche in previsione futura per la sua classifica. Non è messo male il Mantova, ha 26 punti in classifica. Ma è nono, sì, d'accordo, ma il campionato è lungo, siamo alla 19ª giornata, seguiamo l'Eleco, non sfonda. Attenzione. È ripartito il Real Rieti, lo fa da sinistra. C'è la ripresa da parte di Leleco, ma Fortino a rimorchio, porta ancora in avanti il Real Rieti, poi arriva De Luca che c'è dall'indietro per Ramone, questo è un grande gol, e questo è un grande gol che porta sul 5-3 il Real Rieti. La grande giocata complessiva da parte dei giocatori di Jeffe e Kundari. Jeffe col pugno sta facendo un grande gesto nei confronti della squadra. 5-3 che piega il Caos Mantova, +2 per il Real Rieti. Andiamo a rivedere perché è un grande gol. Fantastica tutta la giocata, andiamo a sentire Pino Milella. Andiamo subito sulla panchina del Caos Mantova. Carattere, manca ancora 9 minuti, quindi non perdiamo la testa, però continuiamo a tenere le marcature, non incominciamo ad andare per il campo vuoto, è chiaro? Continuiamo a dare pressione, forza, su, crediamoci che ce la possiamo riprendere la partita, è chiaro ragazzi? Forza, su, forza. Beh, Milella sta cercando di aiutare la squadra dal punto di vista psicologico, perché la squadra ha subito il colpo del 3-4, per la prima volta in vantaggio Real Rieti, e poi Real Rieti adesso sta dilagando il 3-5, ma soprattutto una freschezza e una qualità superiori che stanno venendo fuori. Io ricorderei che poco fa, in avvio di secondo tempo, il risultato era 3-2 a favore del Caos Mantova, c'è un break di 3-0 invece a favore del Real Rieti nell'arco di pochi minuti. È calato dal punto di vista agonistico il Mantova, e quando è calato la maggior tecnica del Rieti ha avuto la meglio. Fino a questo momento è così. Ma rimanete con noi perché ve l'avevamo detto, era un consiglio.
questa è una partita tutta da vedere fino alla fine. Dimas, c'è sempre portiere in movimento per vedere. anche quello è il bello del calcio a 5. Vedremo se Minella usufruirà di questa opportunità, cioè ci farà vedere o meno il portiere in movimento, mentre Chitola allarga il gioco, pronto l'Eleco a tenere il pallone sul parquet. C'è Ramon su di lui ed è fallo, e quindi Caos Mantova che vedete però come spreca questa opportunità. E questa è stanchezza, poca lucidità. Secondo me anche c'è un po' un pizzico di frustrazione, anche perché Caos Mantova ha giocato a lungo alla pari con gli avversari, adesso si trova sotto di 2 reti e non riesce a capire forse neanche il perché. Ma sai, le grandi squadre sono quelle che ti ammazzano nel momento in cui tu cali, e questa è la verità. Sta succedendo esattamente quello, ti montano sopra. Sono squadre abituate a squadre cattive dal punto di vista agonistico, sì, che dal punto di vista mentale. Sul pezzo, sotto 3-2, sanno che arriverà il momento loro e nel momento loro ne approfittano. Altro fallo netto su Ramon. Questa rischia tantissimo. Questo è Dimas che rischia il cartellino. Ramon ha saltato netto l'avversario. Altro fallo tattico questo, perché insomma sarebbe arrivata la conclusione rapida da parte del numero 6 che ha una grande qualità, e invece così è fermato il gioco del Real Rieti, però è fermato con il fallo. E tra poco potremo vedere quindi questo calcio piazzato, mentre di nuovo gli inservienti sul parquet per asciugare. Io approfitto a questo punto perché vi racconto com'è andata la partita. Primo tempo con il vantaggio del Caos Mantova, Dimas 1-0, Titon 1-1, rigore sbagliato di Fortino ed è una notizia. L'Eleco 2-1 e Rafael 2-2, in avvio di ripresa Dimas 3-2, Caos Mantova, poi Fortino, Titon e Ramon 3-5 Real Rieti. Questo è Ramon ancora con il suo destro alto. Pallone all'indietro, Chitola allarga il gioco, Cabessa, suggerimento dall'altra parte e arriva un assist involontario, ma c'è bravissimo sulla traiettoria il portiere del Real Rieti che ha già fatto ripartire la squadra. Molto bravo Tondi che è andato a fermare l'iniziativa del Caos Mantova. Qui in caso di gol si sarebbero riportati sul -1. Sì, qui è troppo lezioso Dimas, è stato, ha tentato una giocata clamorosa. Non era proprio il momento e la situazione. Guarda Ramon come lotta su ogni pallone. Il numero 6 del Real Rieti, mentre rientra Titon, lascia il posto Rafael. Real Rieti, come dicevi tu, sta giganteggiando in questa fase. Adesso la differenza tra le due formazioni comincia a essere molto evidente. Io aspetto un po' perché conosco il suo sport e so che può succedere ancora. Non parliamo di risultato, parliamo di momento. Il momento dice di un 3-0, un break da parte del Real Rieti, dopo il 3-2 da parte dei padroni di casa, nel avvio di ripresa, poi sono arrivati 3 gol in sequenza del Real Rieti con Fortino, Titon e Ramon che portano il risultato momentaneamente su 5-3, da giocare 7 minuti e 18 secondi nel corso della ripresa, e nel calcio a 5 sono una eternità. De Luca, pallone messo fuori dall'Eleco. Caos Mantova è calato dal punto di vista calato dopo i primi 5 minuti del secondo tempo, ma era inevitabile. A quel ritmo devi avere 10 elementi. Il fatto che lui non ha sfruttato completamente tutto il roster alla fine lo sta pagando adesso. Dimas non riesce a far arrivare il pallone a Parrella, allora l'Eleco e poi Dimas e poi ancora Parrella, palla che però è in possesso per Ramon, il recupero di Dimas, 2 contro 1, arriva alla conclusione, bravo Tondi e poi salva De Luca. Che grinta! A terra il portiere del Real Rieti Tondi, un problema alla mano per lui. Bravo De Luca, qui fa una difesa della porta straordinaria. Sarebbe stato gol del 5-4 e si sarebbe riaperta la partita. Ha messo la mano Tondi nel momento in cui è andato a calciare Cabeza. Rivediamo, guarda qua, eccolo. Si è fatto male, sì, qui sì, in questo momento. Sulla ringraziamo la nostra regia, la nostra Edi Saia, sempre molto attenta.
Tra l'altro manca anche il secondo portiere, Arieti oggi è squalificato, per cui problemi che sembrano importanti, quelli per del portiere del Real Rieti. Vediamo. E se giocassero col portiere di movimento? bisogna vedere poi Sul +2. guarda qui, incredibile, bravo, bravissimo De Luca. Tanto Ramon e Leleco hanno qualcosa da dirsi. Un po' di polemica sul parquet. Può proseguire il portiere del Real Rieti, tutto pronto per continuare questo confronto. 6 minuti e 49 secondi effettivi da giocare nel corso del secondo tempo. Arriva subito la conclusione di Leleco, la rimessa laterale a favore del Caos Mantova. Sul pallone c'è Dimas, mentre però non vediamo ancora portiere di movimento da parte di Pino Milella. Parrell, Cabessa, Parrell e Dimas. Ancora Parrell, Leleco, Cabessa, 1 contro 1. Cabessa, palla sul sinistro, rinviene, scarico all'indietro. Leleco, non c'è spazio per andare al tiro. Cabessa, Parrell, bello il pallone per Leleco e poi è arrivata la conclusione, quella di Parrell. Caos Mantova schiaccia all'indietro in questa fase il Real Rieti. Adesso si sta difendendo molto basso il Rieti, vuole portare a casa questa vittoria, vuole soffrire, magari sperare in una ripartenza. Dimas, Cabessa, ancora Cabessa, riparte Ramon, seguiamo il Real. Qui la stanchezza anche in casa Real Rieti. Leleco, lo scarico, può arrivare una conclusione in casa Caos Mantova, costretti all'indietro. Cabessa per Parrell, Perso il tempo qua, è un'opportunità enorme. ancora Parrell per Leleco. Dimas, 5 minuti e 24 secondi. Ricordi sul pallone. Vanno a cozzare contro una difesa bassa dei Rieti e rischiano poi una ripartenza a campo aperto. Arrivano altre sostituzioni, dentro Poletto, maglia numero 89 in casa Caos Mantova. Profondità, ancora Caos Mantova, ma riparte Fortino per il Rieti. Parrell bravissimo su Ramon. Dimas, Leleco a rimorchio, Questi sono si fa vedere Poletto ritmi da portiere in movimento però. e arriva la conclusione della distanza. Sotto misura c'è Poletto, il risultato adesso è di 4-5, partita tutta da vivere. Andiamo a rivedere il replay perché potrete rivedere la deviazione. Conclusione di Leleco, e qui dovremmo rivedere che sotto misura c'era Poletto pronto. Rivediamo da questa posizione Leleco, le finte, poi pallone sul sinistro, conclusione, vedete Poletto che va alla deviazione davanti al portiere. 4-5, tutto da rifare per il Rieti che pensava di poter addomesticare la gara, di poter rimanere sul +2, invece adesso con il +1 cambia tutto. Partita tutta da vivere, 4 minuti e 40, Ma la scelta, grandi opportunità per Caos Mantova. la scelta di andare così bassi è rischiosissima. Infatti ha subito un gol incredibile, cioè una difesa schierata male, bassa ma senza pressione sul portatore di palla. Parrell, e qui ha rischiato troppo Parrell, però lo stesso Parrell va a recuperare ancora il pallone. Guardate che energie. Poletto, palla sul sinistro, ancora sulla sua strada c'è Tondi. Tondi ha dei problemi importanti alla mano destra e tra poco potremo andare a ascoltare le parole di Jeff e Kundari sulla panchina del Real Rieti. Ci sarà quindi time out. 4 minuti e 20 con Bocao. Caos Mantova prova a schiacciare all'indietro il Real Rieti. Ricordi, Bocao, rimessa laterale ancora per i biancorossi.
Poletto sta facendo davvero un gran lavoro lì davanti, Di Guida. fa vedere sempre. Parrell. Un gran gol il suo, quello sotto misura. Beh, un gol da attaccante puro, ha messo il piede nel momento decisivo. Di Guida, Bocao, Parrell, non passa davanti alla nostra postazione, numero 13. Scarico per Bocao, da giocare 3 minuti e 48 secondi effettivi. Poletto, palla sul destro, pericolosissimo Poletto. Poi Bocao prosegue ancora l'iniziativa con Di Guida. Grande ancora però la risposta da parte delle Rieti, in particolare di Tondi, che però ha un problema, lo ricorderei ancora, alla mano destra. Ma adesso il Mantova sta spingendo davvero forte, sta soffrendo tantissimo i Rieti. 4-5, noi le avevamo detto che un caffè lo avremmo giocato sul pareggio, e questo è il pareggio di Dimas. Il pareggio di Dimas, l'avete visto con quale qualità. C'è anche il time out in casa dei Rieti, ma andiamo a rivedere il 5-5. Una partita eccezionale da gustare fino all'ultimo istante, e questa è la grandissima conclusione da parte di Dimas al volo di destro. 5-5. La volée di Dimas. Sentiamo Milella. No, time out. Sentiamo Avevo chiesto time out già un minuto prima, purtroppo è successo. Abbiamo perso 2-3 contropiedi per uccidere, per finire la partita 5-5. Concentrati, adesso davanti. capito? Va bene, se loro devono mettere i portieri, io voglio vincere ancora la partita. Abbiamo regalato troppo fino adesso, miglioriamo la difesa, però con la palla giochiamo con pazienza. Diciamo, la fretta doveva stare al lato loro, e noi abbiamo affrettati con la palla, che dovevamo fare possesso. Adesso 5-5, calmo, se avrò la possibilità di mettere i portieri, metterò i portieri perché voglio vincere la partita. Voglio vincere, perché mi fido di voi. Queste sono le parole di Jeff. Jeff che dice ai suoi: ma perché abbiamo affrettato i tempi? Perché abbiamo rischiato per prendere poi 2 gol così? Dice ai suoi. E allo stesso tempo ci conferma che giocherà col portiere di movimento. Sì, io ti dico, perché si sono abbassati improvvisamente sul 5-3? Questo io chiederei a Jeff, perché la squadra si è abbassata. Ha lasciato completamente lo spazio al Mantova. Io conosco questo sport, quando ho detto la partita non è finita perché conosco questo sport. Ma in quel momento ancora non si erano abbassati così, poi a un certo punto hanno fatto una scelta netta. Ecco, De Luca è franato sulla nostra postazione. Benissimo, mettiamo a posto, questo è il bello del calcio a 5, mettiamo a posto, possiamo proseguire. De Luca, dicevamo comunque di un Real Rieti che improvvisamente si è abbassato, ha abbassato troppo il baricentro della squadra e poi ha pagato con i 2 gol. Sì, la volée di Dimas è stata straordinaria, attenzione. Seguiamo però questo grande gol ancora del Real Rieti, c'è anche il patron Pietro Paoli che va a festeggiare insieme con i giocatori, perché questo è ancora un grande gol del Real Rieti. L'entusiasmo di tutta la squadra, di tutta la dirigenza reatina, andiamolo a rivedere, guardate che bella azione, vedete come parte sulla sinistra e poi sotto misura c'è questo autorete da parte di Bocao, però bravissimo qui a dare profondità in velocità Rafael alla squadra. È la seconda volta che va via in progressione, poi Parrell che è un giocatore velocissimo. Attenzione, c'è il portiere in movimento per il Mantova. Vediamolo, portiere in movimento del Mantova, tra poco lo andremo a vedere. Portiere in movimento che è l'Eleco in casa Caos Mantova, da giocare 3 minuti e spiccioli. Mantova 5, Real Rieti 6. Partita in grandissimo equilibrio. E dentro lo specialista Mateus, che lo scorso anno col Pesaro entrava sempre quando c'era bisogno del portiere in movimento. Parrell, Poletto, Murato, riparte ancora De Luca, pallone in avanti, c'è Dimas. Poletto, palla sul destro, scarico all'indietro, ancora Dimas. Si va da Parrell. Prosegue ancora l'azione del Caos Mantova. 2:26 da giocare effettivi. L'Eleco in avanti per Mateus. Errore grave questo. Hanno rischiato di prendere il gol che avrebbe chiuso definitivamente i giochi. Pronto ricordi di nuovo sul parquet. Vedete
che rischio ha corso il Caos Mantova. Palla che ha lambito il palo. 2 minuti e 18 da giocare. Ramon. Vediamo la gestione del Real Rieti in questi ultimi 2 minuti. Fortino. Rafael, ancora un grande gesto tecnico da parte del numero 11, probabilmente la chiude lui. 5-7 da giocare, però circa 2 minuti ancora. La grande festa, le grandi feste di tutta la dirigenza reatina insieme con il numero 11, vedete la grinta. Andiamo a rivedere Ramon, palla in profondità e poi grande gesto tecnico da parte del numero 11 che porta sul +2 la squadra di Geffe e Kundari. È lui che ha fatto vincere questa partita, perché è lui che ha strappato lì nell'1 contro 1 sull'autogol di Bocao, è lui che va a beffare Dimas, va male nel fattore difensivo. Adesso c'è poco tempo per recuperare, 2 minuti, anche se abbiamo visto succedere cose ben più strane in questo sport. Beh, il Rieti si è ripreso quei 2 gol di scarto che aveva poco fa, poi come abbiamo detto non abbiamo capito perché si è abbassato così tanto, ha preso 2 reti evitabilissime e poi nell'arco di 2 minuti si è riportato ancora su +2, quindi la grande qualità del Real Rieti. Intanto Dimas, e questo è il portiere del movimento Leleco in casa Caos Mantova, ancora Dimas. E qui errore, attenzione perché arriva una nuova opportunità ancora per Rafael e qui vicini al +3 casa Real Rieti. Poletto, Parrell, 1 minuto e mezzo, devono assolutamente affrettare i giocatori del Caos Mantova, dovrebbero trovare un gol in poco tempo. E arriva il gol di Leleco che porta sul 6-7, un confronto eccezionale, tutto da vivere, una partita che davvero ricorderanno a casa. Non finisce mai questa partita. Eccolo, Leleco. Posizionato male Tondi, tutto sul lato sinistro della porta, non riesce a vedere partire il tiro, palla che entra al centro della porta, incredibile questo sport. 1 minuto e 16 secondi da giocare. Una vita ancora. Real Rieti 7, Caos Mantova 6. Andiamo a viverla tutta fino alla fine, 1 minuto e 14 alla fine. Real Rieti deve assolutamente tenere lontano il Caos Mantova, palla profonda, rientra il portiere di movimento, è pronto Leleco in casa Caos Mantova. Adesso indecisione se andare a salire per pressare o aspettare contro il portiere di movimento, vediamo. Indecisi, attenzione che indecisione può essere pesante. Non c'è fallo, a terra gli arbitri dicono rialzati e quindi pronto Rafinha, nuovamente in posizione di ultimo. Da giocare 1 minuto secco. Dimas manda Rafinha a difendere, dice non protestare, è inutile. Parrell, Dimas, ancora Parrell, arriva Matteus, 48 secondi, le ultime indicazioni di Milella, vuole una squadra a completa trazione anteriore, l'allenatore di casa, Leleco, attenzione, Parrell, non possono sbagliare i giocatori del Caos Mantova, ma devono anche affrettare i tempi per arrivare al 7-7. Leleco, questa veramente è una sciocchezza. Non c'è fallo, arriva anche la conclusione, bravissimo Leleco sulla traiettoria, fa ripartire ancora Caos Mantova. Poletto, ancora Poletto, conclusione centrale, stesso Poletto che va al recupero del pallone, da giocare 20 secondi. Poletto, Matteus scarica per Leleco, poi Dimas, palla sul destro, Dimas deve decentrarsi, portato fuori dai giocatori del Rieti. Siamo 12 secondi mancano. 12 secondi alla fine. Leleco, palla sul sinistro, subito conclusione la sua. Inutile. 7 secondi, pallone sul fondo, si ferma a 5. 5 secondi per il Caos. Poletto. Conclusione subito, rapida, sulla sua strada c'è Parrell. E ancora, palla nel mezzo. Dovrebbe essere finita. Forse è l'ultimo pallone da giocare.
l'ultimo pallone da giocare per il Real Rieti, palla in avanti, Fortino tiene il pallone, 19ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, era l'anticipo da Mantova, dove il Real Rieti ha battuto il Caos Mantova 7-6, una partita eccezionale. Io ringrazio in regia Edi Saia, ringrazio al commento tecnico Massimo Ronconi. Con questo da Lucio Micheli è davvero tutto, avete visto una grandissima partita di calcio a 5, ma rimanete su Rai Sport perché fra poco ci sarà la Serie B da Frosinone. Buona serata.